Dal mare ai monti, la stagione turistica scalpita per partire e se le spiagge hanno il via libera per aprire ombrelloni e lettini la montagna, e parliamo di Asiago e il suo altopiano, meta del turismo veneto e in parte lombardo, deve fare ancora i conti con il maltempo, ma si prepara la stagione estiva che punta tutto sulla riscoperta dell'ambiente. Molti saranno gli eventi nell'ambiente e molte saranno le iniziative che porteranno anche a valorizzare la riscoperta dell'ambiente che ci circonda. Portare i turisti e gli appassionati della montagna a viverla appieno con eventi e itinerari per stare all'aria aperta. I dati sulle prenotazioni fanno ben sperare, con alberghi che vanno verso il tutto esaurito e anche con un'aumentata ricerca di appartamenti. Una stagione estiva 2021 che comunque deve ancora fare i conti con il Covid. Abbiamo messo in campo un protocollo Asiago Città Sicura per poter garantire ai nostri ospiti di godere una vacanza in massima sicurezza e ci auguriamo di poter riprendere appieno la stagione estiva con un massimo flusso di persone. Quella che si prospetta per l'altopiano è un'estate che in qualche modo deve andare in recupero di una stagione invernale di lacrime e sangue, con impianti chiusi e alberghi in difficoltà. Ora si attendono le novità dalla cabina di regia a Roma su coprifuoco esteso alle 23 e il ritorno del servizio all'interno dei ristoranti.